Il 2023 ha registrato un miglioramento significativo della qualità dell'aria in Veneto, evidenziato dai dati dell'ARPAV. Il biossido di azoto ha rispettato il valore limite annuale in tutte le stazioni di misurazione per il quarto anno consecutivo, con concentrazioni in linea o inferiori agli anni precedenti. Anche i limiti annui del particolato PM10 e PM2.5 sono stati rispettati in tutte le centraline della rete. L'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin commenta questo miglioramento come una conferma degli investimenti regionali per la qualità dell'aria. Nonostante la criticità del bacino padano, le azioni del piano di tutela e risanamento dell'aria hanno dato buoni risultati. Si sottolinea la necessità di continuare gli investimenti, ma si rassicura sul fatto che le azioni intraprese sono efficaci. Tuttavia permane il superamento del valore limite giornaliero per il PM10 in alcune stazioni, anche se in miglioramento rispetto agli anni precedenti. I superamenti medi sono stati inferiori rispetto al 2022, in linea con il 2021. Per l'ozono, nonostante un'estate calda, i superamenti della soglia sono stati inferiori rispetto al 2022, con picchi nel mese di giugno. Il rapporto completo sarà presto pubblicato da ARPAV. A Chioggia, nel frattempo, è rientrata l'allerta per il livello arancio per i PM10 e si è tornati a livello verde. Da Store 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Store 23 Intimo e Corredo, Viale Venezia 3, Sottomarina.